Settima e conclusiva dal Savio di Cesena, una prova per 5-6 anni, non vincitori di 12.000 euro in carriera. 1 Eleftheria, 2 Eric Group, 3 Ellimei Dalvio, 4 Dinen, 5 Erpiù Aval, 7 Eclisse di Casei, 8 Edin dei Daltri, 9 El Diablo, 10 Arnaldo Benal, 11 Extreme Dream Trio. Start che inizia a prendere velocità, si prepara al lancio. Partiti. Veloce dal largo Dinen che prova a scavalcare Eric Group e ci riesce all'imbocco della prima curva. Dinen al comando nei confronti di Eric Group, allo scoperto Erpiù Aval, poi ancora Ellimei Dalvio che precede Eleftheria. Avanza Erpiù Aval che ottiene il via libera dopo 250 metri, 15,7 per il lancio, ed Erpiù Aval si staglia al comando nei confronti di Dinen, poi ancora Eric Group, 9, mentre finisce a tabellone il favorito El Diablo. Sulla curva di sinistra dopo un 31 per Erpiù Aval c'è una frazione in rallentamento. Prova ad avanzare allo scoperto Edin dei Daltri, 600 passati in 48 da parte del leader che viene sotto alle tribune in evidenza. Sempre Erpiù Aval a comandare il gruppo, al suo esterno Edin dei Daltri, in corda Dinen, seconda pariglia al largo per Arnaldo Benal, la terza per Extreme Dream Trio, terza in corda Eric Group. Si viaggia su piede l'1.19 a 700 metri dalla conclusione. Erpiù Aval in vantaggio, Edin dei Daltri che attacca e sopravanza l'avversario, il chilometro già passa, Edin dei Daltri che scavalca Erpiù Aval dopo 1000 metri in 1.19,2, si porta in scia Arnaldo Benal, quale si porta a sua volta presso Extreme Dream Trio e poi Eclisse di Casei, tutto il treno esterno mentre crollano quelli allo steccato, con Edin dei Daltri che è in vantaggio a 400 dalla conclusione, 1.33,8 in 1.200, Edin dei Daltri prova la fuga, nella sua scia c'è Arnaldo Benal, cerca di muovere Extreme Dream Trio, quindi ancora Eclisse di Casei, all'ingresso della dirittura d'arrivo Edin dei Daltri è in vantaggio, deve stringere i denti, nella sua scia c'è Arnaldo Benal, vengono forte al largo di tutti con Extreme Dream Trio sul passo, lo scatto in mezzo alla pista di Ellimei Dalvio e di Dinen, Edin dei Daltri è in vantaggio, arrivano Eric Group e Dinen sul palo, Edin dei Daltri si salva da Dinen ed Eric Group finiti forte, 1.17,5 per la vittoria del numero 6, del numero 8 di Edin dei Daltri. Maurizio Cheli per il training di Marco e Lorenzo Bortolotti, colore della scuderia Track, vince in percorso allo scoperto Edin dei Daltri, si impone nettamente sul traguardo, gli altri arrivano forte ma troppo tardi, Dinen è secondo, al terzo Eric Group.